Poco più di 24 ore per mettersi in regola. Dal 1° febbraio scatta l'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni. Una platea che a livello veneto conta 160.000 persone, almeno 20.000 nel bacino dell'ULSS 2. Noi ne abbiamo circa 20.000, 22.000 ancora, ma credo che buona parte di questi si vaccineranno. Tenga presente che ci sono tanti positivi, che quindi sono diventati positivi, per cui si sono decisi a vaccinarsi. Ci sarà nella nostra provincia, credo, uno zoccolo duro di 10-12.000 persone che sono, tra virgolette, contrarie alla vaccinazione. Per queste persone, se fermate, scatterà intanto una multa di 100 euro. L'obbligo vaccinale per i lavoratori, invece, entrerà in vigore dal 15 febbraio. Da martedì 1 ancora servirà il Green Pass base, almeno per entrare in negozi, poste e banche. Domani il nuovo Consiglio dei Ministri dovrà decidere se prorogare le misure di contenimento da Covid-19, come l'utilizzo della mascherina all'aperto e la durata della validità del Green Pass dopo la dose booster. Sul piatto anche il destino delle discoteche, che potrebbero riaprire già a metà febbraio, in coincidenza con il momento in cui è previsto un significativo calo dei contagi. Previsione confermata anche dai dati trevigiani, che parlano di 2.312 positivi su 100.000 abitanti. Il picco fu 4.290 ricoveri, di cui 20 letti occupati in terapia intensiva. Molte ancora le classi in quarantena. Nella Marca sono 1.900, con una percentuale di positività nella fascia 0-12 ancora molto alta, 31%. E potremo, come dire, pensare di calare in modo consistente dal 7-10 di febbraio, in modo tale da poter quindi poi posizionarci verso la fine di febbraio a pochi posti letto occupati e anche alla ripresa effettivamente di buona parte della vita normale, perché credo che con l'inizio di marzo, se continua questo trend, potremo dire di aver superato il periodo